La rassegna stampa. Guarda che siamo fortunati noi che ogni mattina vediamo l'alba, ogni giorno usciamo che è buio e poi pian piano nasce il sole e tu lo incontri in moto, caro regista Francesco, mentre vieni qua verso Radio Libertà, incontri il sole, incontri le prime emozioni del mattino, rivedere il traffico, il casino, che si forma già alle 6 del mattino, ti immagini a quest'ora. E buongiorno, sì, una nuova giornata targata 17 marzo 2026. Buon mattino da Sammy Varino, buongiorno da Francesco, buongiorno da Roberto Salis. Facci sentire la sua chitarra, dai. Se volete passare una notte un po' diversa, all'Ullapalusa di Corso Como a Milano, ogni notte lui suona e vi tiene compagnia, te capì, prima di cominciare a ballare, of course. Come va? Come va, ascoltatori vicini e lontani, voi del nord, del centro, del sud, voi che ci seguite da tutto il mondo attraverso il sito radiolibertà.net, tantissimi italiani nel mondo ascoltano Radio Libertà per sentire il profumo e a volte la puzza di ciò che accade nel nostro paese, per sentire il parere di chi non vuole stare proprio accodato ai pareri, ma gli piace dire il proprio pensiero. Ci chiamiamo Radio Libertà per questo, la vecchia radio Padania Libera è sempre quella. È la radio più libera dell'etere, tanto che hanno messo qui a condurre la rassegna stampa Sammy Varin per ascoltare le vostre telefonate, i vostri messaggi WhatsApp, per ospitarvi nei nostri studi di Milano, in via Bellerio 41, insomma per avere un contatto continuo con gli ascoltatori e portarlo alla politica. In effetti ogni giorno sentiamo politici che fanno parte della coalizione di governo, ma anche no, e cerchiamo di capire dove sta la verità, come trovare la quadra in ogni notizia, e non la troviamo quasi mai, ma ci proviamo. 3406709 questo è il numero che già adesso potete inforcare inviandoci un messaggio WhatsApp. 340 6709 659 vi dà la possibilità di entrare in diretta già tra mezz'ora. Io comincio a leggere i vostri messaggi e commentare quindi le notizie del giorno. Ma quali notizie commentare? Allora, partiamo dalla notte e partiamo dalle notizie notturne e di guerra, naturalmente, perché vorreste parlare d'altro, non ci sono altri argomenti se non la guerra in rassegna stampa, invece no, qui li trovate. Colpita l'ambasciata USA in Iraq. Non è vero, sono caduti degli oggetti nella zona. Bombe di Israele a Teheran e Beirut, esplosioni a Doha. Questo è il titolo della notte del sito del Corriere. E poi naturalmente su Hormuz l'Europa che dice no a Trump, e questo potremmo dire è l'argomento veramente del giorno. È un'Europa che ha detto no a Trump e che è una notiziona, ma capire adesso che cosa succede? Questa forse è la prima domanda che vi faccio. Cosa potrebbe accadere? Vediamo Repubblica: Israele attacca Teheran e Beirut, sirene d'allarme a Tel Aviv, esplosioni a Doha e Dubai, drone cade vicino all'ambasciata USA a Baghdad. Questa la notte secondo Repubblica. Ma vi dicevo, la notizia del giorno su tutti i quotidiani è proprio lo schiaffo, se volete, anzi il doppio schiaffo a Trump, scrive Repubblica, doppio schiaffo a Trump. Perché? Prima rifiuto di Londra e Berlino su Hormuz, poi la spaccatura del G7 sulle operazioni in Libano. L'ira contro gli alleati, quando serve aiuto non ci sono. Meloni schierata con i partner europei. Quindi doppio schiaffo a Trump, scrive Repubblica. Il Corriere non è da meno.
L'Europa dice no a Trump. La Stampa, Europa e NATO, Trump contro tutti. Insomma, se i giornaloni hanno questo tenore di apertura, non sono da meno quelli meno importanti dal resto del Carlino. Ira di Trump con l'Europa non ci aiuta a Hormuz. Al quotidiano Il Giornale, l'ira di Trump. Trump invita i membri NATO a non sfilarsi, ma Londra e Berlino dicono no su Hormuz. Questo è il taglio basso del quotidiano Il Tempo. Libero, sinistra in gita a Bruxelles con la macchinina del fango, titolo principale che poi lo scopriamo, mentre in centropagina Trump, venite nel Golfo, ma gli alleati dicono no. Il Domani, Hormuz, no dell'Europa a Trump, questa non è la nostra guerra, virgolettato. L'abbiamo già sentita questa frase, mi pare, e ci eravamo rimasti abbastanza di merda. Il Manifesto è forse naturalmente il più particolare come titolazione e prende un termine che si usa di solito per i motori, ingolfato, e fa vedere Trump molto pensieroso. Prosegue la guerra praticamente conclusa, tra virgolette, di Trump, che elenca i trionfi USA mentre aumenta il pressing sui paesi europei e asiatici per lo stretto di Hormuz. Liberatelo voi, ma nessuno lo segue. L'Iran resta sotto le bombe e Israele rinvade il Libano. Ingolfato, il titolo del quotidiano Il Manifesto, che poi naturalmente festeggia come non mai, e questo poi è su tutti i quotidiani, la vicenda di Rogoredo. C'era un clan di poliziotti. L'accusa per l'agente Cinturrino è omicidio premeditato, droga e pestaggi, indagati 6 colleghi. Insomma, quello che pensavamo, speravamo non accadesse, sta accadendo. Pare che in quel commissariato sapessero in molti e si proteggessero. Speriamo sempre di no, ma la sensazione è questa. Festeggia il Manifesto, c'è poco da ridere. Andiamo sul quotidiano L'Unità. Referendum, lo scontro all'arma bianca tra i due giustizialismi. Troppo complicato. Il secolo d'Italia molto più facile. Il titolo è Bufalendum, le bufale. Sinistra disperata, a pochi giorni dal voto si rigioca nell'Unione Europea la carta della democrazia a rischio in Italia. Insomma, dicono che se vincesse il sì, democrazia a rischio. Mi sembra un pochettino esagerato. D'altronde, ragazzi, oggi è martedì, si vota il 22 e 23, quindi si vota domenica e lunedì, ci siamo ormai. Diciamo che è il caso quasi di cominciare a inviare a tutti i parenti e amici la famosa canzoncina del referendum che vi ho fatto avere nelle scorse settimane. Mi state ancora scrivendo al 340 6709 659 quando consiglio di trasmetterla. Io proprio aspetterei fine settimana, o se l'avete già inviata magari fate un secondo invio proprio, e che so, venerdì o sabato. Che ne dite? Chiaro che se qualcuno ancora non ha ricevuto questa canzoncina sovversiva che dice di votare sì al referendum sulla giustizia, potete scrivere al 340 6709 659 e in mattinata la riceverete gratuitamente sul vostro cellulare. E dopo ve la faccio sentire, promesso. Senti, partiamo dal Corriere della Sera. Sai che non amo i giornaloni, però il Corriere è l'unico che ci ha permesso ieri pomeriggio di tirare un sospiro con un argomento un po' diverso dal solito. Perché? Perché eccolo qua, in centropagina, il segreto di Carrà. Spunta il figlio adottivo, è l'unico erede, ragazzi miei. Sembrava incredibile, è ritornata Raffaella Carrà. Se n'è andata ormai da parecchi anni, però, cavolo,
è ancora qui tra noi e siamo tutti curiosi di capire. Lui è Gianluca Pelloni Bulzoni, ex segretario personale dell'artista, gli faceva da manager e pare che fosse l'unico erede. Allora, in effetti non si parla di altri eredi, ma mia moglie Marta, con la quale sapete, insomma, a cena parliamo sempre di cose intelligenti, normalmente riesce a smentirmi al 101%, no? E anche questa volta mi ha detto una cosa che nessuno oggi scrive. Ma Iapino! Ma ve lo ricordate Iapino? E che cavolo, cioè solo dal nome uno ci fa una risata. No, una persona bellissima, bravissima, bellissimo, simpaticissimo, ballerino, cos'altro faceva? E sono stati insieme quasi 20 anni con la Carrà. Che fine ha fatto Iapino? Punto di domanda. Perché nessuno lo cita tra i possibili eredi? C'è da dire che la Carrà era assolutamente riservata al 1000%, è stata bravissima in questo senso, non ha mai ostentato le sue ricchezze dopo tutti questi anni, decenni di televisione, conducendo le trasmissioni più importanti. Qualche soldino probabilmente l'aveva messo da parte. Massima riservatezza, non si sa nulla, però diamogli atto al Corriere e insomma è che comunque ci ha portato via, come si dice da una certa parte, ci ha menato via per qualche minuto con questa notizia del figlio adottivo, e oggi sul Corriere c'è comunque un paginone che tra poco leggiamo e c'è il caffè di Massimo Gramellini. Caramba, che sorpresa! In altri tempi la notizia che Raffaella Carrà avesse un figlio adottivo segreto l'avrei cestinata nella memoria indifferenziata. Adesso mi trasmette quasi un non so che di speranza. Raffaella è stata sotto i riflettori per mezzo secolo. Per mezzo secolo la sua vita è finita sotto la lente di ingrandimento di cronisti, fotografi, fan adoranti, curiosi occasionali. Invece quell'icona televisiva di cui tutti credevano di conoscere tutto era riuscita a tenere nascosto un evento non proprio marginale. L'algoritmo che ormai guida e sovrasta i destini umani si ciba di informazioni sul nostro conto, sa cosa pensiamo, facciamo, vogliamo e lo sa anche meglio di noi, tanto che ormai lo si interpella per chiedergli consigli di ogni tipo, persino amorosi. Nulla è più lasciato all'oscuro, all'imprevisto o all'imprevedibile. Quel pizzico di follia che è la particella di divinità presente in ogni persona e di cui Erasmo da Rotterdam tessè un elogio mai così attuale. Mi piace pensare che molti di noi coltivino un giardino segreto in cui passeggiano soltanto loro, un luogo intimo e misterioso da preservare gelosamente affinché non finisca in pasto ai social e a ChatGPT, almeno finché saremo in vita. Ed è per questa idea di non poter mai sapere davvero tutto sugli altri e nemmeno su me stesso che mi riempie di fiducia nel futuro. Se quel che sappiamo diventa ogni giorno più incomprensibile, la soluzione non potrà che arrivare da qualcosa la cui esistenza ancora ignoriamo. Discorso difficile, ma neanche poi tanto. Ripensiamoci, effettivamente un qualche cosa di nascosto, di bello comunque, che è rimasto nascosto per tutti questi anni, è mancata nel 2021 Raffaella Carrà, e che comunque si è fatta gli affari suoi senza darli in pasto a tutti quanti, e soprattutto ai tempi ancora non c'era, o forse c'era ma nessuno ce l'aveva detto, ChatGPT. Il buongiorno si sente dal Varin, stanno già arrivando i messaggini al 340 6709 659. Oggi sono partito dal Corriere perché dicevo è l'unico che ci dà speranza da ieri pomeriggio, regalandoci questo scoop su Raffaella Carrà, ma sul Corriere in prima pagina c'è anche la storia di Rogoredo. È spuntata l'ipotesi premeditazione, non solo quello, ragazzi, una sfilza
di altre accuse, tutte quante per Cinturrino. Il virgolettato: lo ucciderò, la nuova accusa per Cinturrino. O ti arresto o ti ammazzo, qui comando io. I PM di Milano contestano l'aggravante della premeditazione al poliziotto di Rogoredo Carmelo Cinturrino, che lo scorso 26 gennaio ha ucciso Mansuri nel boschetto della droga. E intanto, oltre all'assistente che ha premuto il grilletto e che è in carcere, salgono a 6 gli agenti del commissariato indagati. Ancora sul Corriere, altra bella notizia che mi smentisce. Io sono contentissimo quando mi smentiscono, in questo caso su Achille Lauro. Sapete che non mi è mai stato simpatico sto cantante, ste menate che tirava fuori per farsi vedere, si travestiva, doveva fare la donna, il trans, ex spacciatore di droga, e allora canta cose strane, dice cose strane. Oh, non lo riconosco più. Lauro tra i ragazzi di Kranz, sono un esempio per tutto. Signori, il cantante Achille Lauro da Sanremo va all'ospedale Niguarda, ha fatto visita ai ragazzi feriti nell'incendio di Capodanno di Kranz, il loro coraggio un esempio per tutti. E tutto è partito dalla sua canzone, che è stata trasmessa durante il funerale di uno di questi ragazzi. E io sono contento quando mi smentiscono in questo modo, un po' meno quando, che ne so, generale Vannacci tradisce la Lega e se ne va, quello siamo rimasti tutti quanti di merda, ma in questo caso sono più che contento, felice che questo cantante stia ritornando sulla retta via dopo tante cazzate, ma ne farà ancora, è giovanissimo, però ci dà un esempio di come si possa dire: ho sbagliato nella mia vita, ma lo dice? Sì che lo dice, dai, e adesso voglio cambiare. Bello, 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 un esempio davvero da seguire. Entro pericolosamente all'interno del Corriere, visto che ce l'ho in mano, per raccontarvi del no europeo a Trump. Cioè, l'Europa sta dicendo no a Trump. Ma secondo voi facciamo bene a dire di no a Trump? Tu dici, no, ci trascina in guerra, eccetera. Ma se Hormuz resta chiuso, c'è un'altra via d'uscita? Punto di domanda. Cioè, anche la missione Aspides non verrà cambiata per aiutare gli USA a proteggere le petroliere dell'Iran. Abbiamo deciso che no, diciamo soltanto no. Doppio schiaffo a Trump. Ricordate, scrive Repubblica questa mattina? La scelta di Merz, che resiste e pensa all'Ucraina. Il corrispondente da Berlino, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Le domande e le risposte in taglio basso ci rispiegano, se ancora non lo sappiamo, che cos'è questa operazione Aspides, l'operazione Scudo, e perché è difficile estenderla allo stretto bloccato dall'Iran. C'è chi pensa che non è stata efficace nemmeno nel Mar Rosso. Infatti questa effettivamente missione è partita proprio da lì e serve per proteggere i mercantili dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Ha un mandato destinato a durare almeno fino a marzo 2027 e si sono spesi tanti soldi, uno schieramento che prevede tante navi, 3 militari, 5 assetti aerei, 640 militari e partecipiamo un po' tutti a questa missione Aspides. Però non la si vuole estendere e insomma sembra che non ci si voglia dar da fare per sgorgare, o se preferisci sgolfare, c'è qualcosa di ingolfato, dice oggi il manifesto, lo stretto di Hormuz. Perché non agiamo? Punto di domanda. Perché abbiamo paura di ritrovarci tutti quanti in guerra. Questa è la risposta più semplice, ma in guerra ci siamo già. Già da qualche annetto, insomma, che viviamo un'economia di guerra assolutamente pesante, e qualcuno mi fa notare, anzi lo saluto subito perché è anche un ascoltatore della rassegna stampa in versione serale, io vado in onda anche dalle 20 alle 21
Oggi è martedì, solo mezz'ora dalle 20:30 alle 21 con il meglio e il peggio della rassegna stampa, e c'è Beppe che giustamente mi fa vedere come un po' di anni fa, ma neanche poi tanti, eravamo allo stesso prezzo della benzina, ragazzi miei, benzina e gasolio erano sempre altissimi, quindi ci siamo già passati da questa storia, non è che dobbiamo fare adesso le rognette dicendo ecco il governo non fa niente, anche anni fa si poteva fare ben poco. Per la cronaca, visto che siamo sempre a caccia di record, sempre valido, voi che mi state ascoltando mentre viaggiate in auto, sempre valido, scattate la fotografia della pompa più bassa, quella che costa meno, se mai ce ne fosse ancora una che è sotto i 2 euro per il gasolio, sarebbe un miracolo. La benzina sì oscilla 1,8, 1,9, ma a volte anche 1,7 e qualcosa, e quindi si può ancora sopravvivere, ma il record penso di averlo visto questa mattina sull'autostrada dei Laghi, quella che da Varese porta verso Milano, nel solito ormai famoso benzinaro di Lainate, vicino all'uscita di Lainate, 2 euro, 2,500, ok? 2,500, 2 euro e mezzo, che mai si pensava, ma quello è già famoso, è già famoso nel mondo, proprio ci hanno fatti dei servizi, e perché lo sapete in autostrada ci sono delle tasse aggiuntive, si paga per avere una pompa di benzina in autostrada e come, e loro in qualche modo poi si devono rivalere sul prezzo finale, quindi è storico questo prezzo alto di questo benzinaio. Certo, mai pensavo 2,500, 2 euro e mezzo per un litro di gasolio. Va bene, tutto bene, cerchiamo magari di evitare di fermarci in questi posti, li vogliamo bene certamente, se proprio dovete fare la pipì, ma fatela sta pipì, prendetevi un caffè che costerà naturalmente 2 euro, ma no, dice no, e poi il prezzo della benzina, fate che ne so, un goccino di benzina per arrivare all'uscita dell'autostrada. Ritorniamo sul quotidiano Il Corriere, perché c'è Tajani che dice la sicurezza delle navi nel Golfo si ottiene con il dialogo, l'Italia avrà un ruolo, che bello avere un Tajani francescano, dialogo, bravo, in questo caso lo amiamo perché noi non siamo guerrafondai, noi la guerra la subiamo, la paghiamo, bravi, mi fate il corretto, già conoscete. Donald frustrato dagli alleati e vuole rinviare il viaggio in Cina. Il tycoon è frustrato, è colpa nostra, e non vi sentite un po' in colpa, dice noi li proteggiamo e loro però da 8 a Macron. Non è perfetto ma aiuterà. Macron, francese, che è stato smembrato dalle ultime elezioni comunali, ha detto che sì, farà qualcosa. Attenzione, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, altro dilemma, perché tu dici ma questo stretto di Hormuz, cioè è indispensabile, ma quanto ci serve? Ma quanto serve all'America e quanto serve alla Cina? E serve tanto alla Cina, ma tanto, ed eccolo qua, il dilemma di Xi Jinping: aiutare il tycoon con le navi o rischiare la rottura? Il dragone e il sogno di fare dello yuan la moneta mondiale. Insomma, la Cina importa attraverso lo stretto di Hormuz il 90% del suo fabbisogno di petrolio. Trump ha chiesto a Xi di inviare navi a protezione del libero passaggio e non sarebbe male, insomma. Tu dici sì, così dopo se lo becca tutto la Cina, ma non è vero, ce lo sgorgano e poi arriverà anche da questa parte.
Che ne pensate? Lo amiamo, Xi Jinping? Dai, che fare? Questa è la domanda che circola lungo i viali alberati di Zhongjiang, la cittadella del potere cinese. Il presidente Xi Jinping non ha ancora risposto alla richiesta americana di collaborare nel difendere lo stretto di Hormuz, arteria marittima attraverso la quale passa il 45% del greggio mondiale e gran parte di quello diretto proprio ad alimentare la produzione della Repubblica Popolare. Il presidente degli Stati Uniti ha incoraggiato ieri le nazioni le cui economie dipendono dallo stretto di Hormuz ad aiutare le forze USA sul posto. Al Giappone arriva il 95% del petrolio da Hormuz, alla Cina il 90% e anche gli europei ne ricevono parecchio, ha evidenziato Trump. L'Iran, ha aggiunto il presidente, ha sempre usato lo stretto come un'arma economica. Ora alcuni paesi stanno arrivando e sono entusiasti di aiutarci, altri lo sono meno. Per me il livello di entusiasmo è importante. Dietro le sollecitazioni della Casa Bianca, però temono a Pechino, si cela una trappola. Ed è per questo che la risposta del dragone arriverà dopo aver risolto il dilemma sul male minore, perché guardando in prospettiva le azioni statunitensi delle ultime settimane è difficile non ravvisare un intento punitivo proprio nei confronti della Repubblica Popolare, prima la defenestrazione di Maduro e la chiusura dei rubinetti venezuelani, poi l'attacco all'Iran, entrambi stretti alleati di Pechino e fornitori di petrolio a basso prezzo. La strategia del tycoon, nemmeno troppo nascosta, è quella di interrompere sul nascere la creazione di una valuta alternativa al dollaro, in questo caso lo yuan cinese, divisa utilizzata sia con la Russia sia con queste nazioni considerate nemiche dall'Occidente. La coalizione dei BRICS, le nazioni del sud del mondo antagoniste del G7, sarebbe servita per certificare questa nuova realtà destinata a chiudere in un angolo gli Stati Uniti, almeno nelle intenzioni. Qua mi fermo, ma l'interessante articolo sul Corriere proseguo e stiamo a vedere se la Cina si darà da fare per sgorgare lo stretto di Hormuz. È un lavoro che qualcuno deve pur fare e comunque il titolo del Corriere è Hormuz e altre trappole. Tenere aperto lo stretto è difficile, rischioso un blitz per colpire il programma atomico, in pericolo i rapporti con gli stati arabi. Insomma, peggio di così dici, ah no, la quadra la si trova. Lo scudo dei cacciamine della Marina, le missioni dal Golfo al Mar Adriatico, 8 navi speciali, la chiglia in vetroresina e i droni fino a 3.000 metri. E così si racconta quello che si sta facendo in Italia e non soltanto, da parte dell'Italia e non soltanto dall'Italia, per cercare di sgorgare questo benedetto stretto. Intanto la guerra prosegue, come vi dicevo nella nostra rassegna stampa, non stiamo qua ogni giorno ad analizzare cosa è successo in Libano, Israele, azioni via terra in Libano, scrive il Corriere oggi, Israele prova l'invasione, Hezbollah si arrenda o prenderemo territori. Tutti drammatici e questi eventi perché ci sono sempre dietro morti, però ripeto ci sono già le altre super radio, super televisioni che vi fanno questa informazione, io la faccio ma non ci insisto. Vi vado invece a relazionare da Dubai, l'Emirato nel mirino, lo sapete, sono quasi tutti fuggiti, anche gli youtuber famosi che stazionavano lì per fare like, e c'è una normalità forzata. Pensate, a Dubai sono state silenziate le Ferrari, cioè che chiaramente lì se non è una Ferrari te sei un barbone, ogni Emiro c'ha una Ferrari, hanno dovuto mettergli uno speciale silenziatore perché il rumore della Ferrari ricordava molto quello del drone che sta arrivando, per cui ogni Ferrari che passava e la gente si allarmava, e per cui ci sono proprio dei multoni, mega multoni se fai casino con la Ferrari. E poi hanno messo il telefono amico per cui puoi chiamare e ci sono loro che con gli psicologi eccetera che ti dicono coraggio al ricastro che resta a Dubai.
ne parla soltanto il Corriere, ma è un articolo carino che trovate all'interno. Meloni ferma su Hormuz, sarebbe il coinvolgimento che noi non vogliamo. Noi siamo già coinvolti, nel senso che stiamo pagando tutto ciò ormai da anni, perché ogni anno si aggiunge una nuova guerra, ma giustamente noi stiamo lavorando senza sosta per una de-escalation. Insomma, dai, c'è Crosetto, c'è Tajani e loro sono bravi, ce la possiamo fare. Entrare proprio così a gamba tesa su Hormuz vuol dire per tutto sicuramente un fracco di morti, e poi effettivamente la paura è che poi qualcuno si vendichi anche qui nel nostro paese per il fatto che siamo entrati in guerra. La premier Meloni, la guerra adesso è il primo problema e c'è una tensione costante per i nostri militari, le opposizioni, noi in stretto contatto con Crosetto. E naturalmente di questo torneremo a parlare, così come anche del caro prezzi, il capitolo degli interventi del governo contro il caro prezzi si arricchisce di un nuovo tema, scrive il Corriere. Tra le ipotesi rispunta anche quella di una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. E a rilanciarla è proprio il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Abbiamo tassato le banche, possiamo anche tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, dice, prospettando un nuovo intervento fiscale o normativo contro le speculazioni. Dopo aver convocato mercoledì in prefettura a Milano 14 compagnie di settore, tra le quali Eni, IP, Tamoil, Kuwait, le pompe bianche e altri operatori. Se c'è qualcuno che sta speculando, non sono disponibile a tollerarlo, ha detto Matteo Salvini. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Bravo, bravo, bravo. La speranza è argomento di cui stiamo trattando questa mattina, proprio grazie, dicevo, al Corriere che ci ha ridato speranza in qualche modo, ricordando Raffaella Carrà e la sua vita così particolare e questa cosa del figlio. Raffaella Carrà aveva un figlio e voi lo sapevate e non lo sapevamo neanche noi. L'ha adottato naturalmente, però ci ha cambiato completamente la vita. Dite la verità che vi siete svegliati diversi. Vediamo. Allora, dopo aver ascoltato Luciano D'Addetta con The Hope, compositore e polistrumentista, basso, contrabbasso, chitarra, autore di colonne sonore, originario di Taormina, ha ricevuto un riconoscimento speciale al Cinefestival di Venezia per la colonna sonora del film Lettera a Jacopo Ortis e il premio internazionale alla carriera. Luciano D'Addetta, The Hope. E vediamo un po' cosa pensano i nostri ascoltatori. Dai, lo sapete, i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659 sono i benvenuti tra una notizia e l'altra della nostra rassegna stampa e io sono qua. C'è una fortissima volontà di screditare le forze dell'ordine. Si vuole arrivare all'anarchia e Marco si riferisce certamente alle indagini su Cinturrino che ci ha detto è una delle tante fregature della vita che si prendono e ne prenderemo ancora tante. Ci abbiamo tutti creduto che effettivamente si fosse difeso eccetera, invece non era proprio così e stanno emergendo altre novità in questa inchiesta che tra poco vediamo. Come il cane che non scodinzola mai a vuoto, vuoi che la Cina, per fare il lavoro sporco su Hormuz, oltre al ripristino dell'approvvigionamento petrolifero, non si assicuri un riscontro di favore sullo stretto? Bravo questo ascoltatore, certamente, però non se lo prenderà mica tutto lei il petrolio. Ma d'altronde Trump voleva proprio fare questo, voleva tagliare un attimino la situazione con la Cina e adesso chiede il suo aiuto. Che ne pensate? Ma per favore, Lauro vuole solo dire che il coraggio di chi si sballa... Aspetta, che è difficile da leggere, ma per favore, Lauro vuole solo dire che il coraggio è di chi si sballa nelle feste? Il coraggio è di chi all'ultimo dell'anno sta in preghiera per chiedere grazie al Signore. Bravo ascoltatore bacchettone, il giovedì alle 9 io mando Christian Music. Sì, però ti dico, questo Achille Lauro, che io veramente ero sconcertato, gli abbiamo fatto fare cose pazzesche a Sanremo, travestimenti osceni, bestemmie tra virgolette naturalmente, e adesso si è redento andando addirittura a visitare i ragazzini di Kranz qui all'ospedale Niguarda e io sono contento. Ha smesso di spacciare droga e spaccia speranza, è ancora questo termine, scritto con la S minuscola, mi raccomando, non sbagliate. Secondo me, non lo so, è un qualche cosa, tu dici Sammy Varin sta invecchiando, se inizi a sperare in Achille Lauro, va bene, cambio subito argomento. Via della Pace, Valmontone, Roma, vediamo... cosa vedo ragazzi? Devo andare fino a Valmontone a fare il pieno? Il diesel 1999, la fine del mondo, ragazzi, 1,999. Applauso tutti a Valmontone, Roma, in via della Pace, distributore Eni. E ve l'ho detto, l'Eni è forse l'unico marchio che è riuscito a tenere un attimino la Super 1,789. Ok? GPL 0,669, metano 1,699, ragazze, prezzi boom, subito a fare il pieno. Se vi trovate in zona Roma, ma fatevi ore di coda e andate a Valmontone in via della Pace al distributore Eni. Grazie Berengario, gentilissimo. Ragazzi, vanno premiati comunque quelli che riescono a stare sotto i 2 euro per il gasolio, cioè
sicuramente non ti vogliono fregare, diciamolo così. Quindi noi i militari li teniamo nelle zone calde fino a che scoppia la guerra, poi quando servono li portiamo a casa. Tutto normale? Abbiamo i soldi, sto a salve. Walter, non so, sarà dialetto. Ah no, il solito T9. Abbiamo i soldati a salve. I soldati a salve non è male. A me fa ridere sta cosa che li facciamo poi scappare nel bunker, no? E insomma, nel bunker, ma ci andiamo noi persone, tra virgolette, normali, insomma, in caso di attacco andiamo in cantina, nel bunker. I soldati, uno si dice, sono soldati, sparano, si difendono, eccetera. Però, in effetti, quando si spara dall'alto, ti bombardano. Non è cos'è che puoi fare? Stai lì a guardare la bomba che ti cade addosso? Bene, no, mi vedo belli caldi, bene. Perché sottolineare che un figlio è stato adottato? Come se fosse diverso dai figli naturali? È un figlio e basta, come gli altri. Brava Antonia, e io applaudo a tutti coloro che decidono di adottare un figlio. È una scelta diversa, assolutamente. Non pensate adesso che inizio a fare distinzioni tra gay, lesbiche, transessuali. Assolutamente, il figlio lo devono poter adottare tutti quanti. Non voglio corsie preferenziali per l'una o per l'altra situazione, assolutamente. Piuttosto che fare un cocktail di spermatozoi per averne uno come piace a te, o usufruire dell'inseminazione artificiale andando a pagare una ragazza per farsi mettere incinta, assolutamente andate in un orfanotrofio e adottate un figlio. Magari rendere un po' più semplice la cosa, con un po' meno di burocrazia, perché no? Però, però Antonia, è comunque la notiziona di quest'oggi che ci ha menato via un attimino dall'argomento guerra, e siamo tutti contenti che la Raffaella Carraccia abbia lasciato questo suo ricordo. Purtroppo dobbiamo rientrare sul Corriere, ormai ce l'ho in mano e devo finire il mio lavoro. Sì e no al referendum, sì o no, e bisogna votare questa domenica, questo lunedì 22-23 marzo, bisogna votare per il referendum sulla giustizia. So che è una fatica alzare il culo da quel divano, so che ancora di più ritrovare il certificato elettorale. Tranquilli, non lo cercate neanche, dite che l'avete perso, andate nel vostro comune, 5 minuti, ma neanche quello, ve lo rifanno al volo e ce l'avrete nuovo, lindo, come se foste appena nati. Meloni col sì, avanti le toghe brave, ok? Quindi se votate sì, mandiamo avanti le toghe brave. Sì, lo so che sono quelle parole fatte, non sempre così, e sono quasi tutti bravi, eccetera. Il problema è che il cattivo puntualmente capita a noi, chissà come mai. È scontro con Schlein sul voto, polemica su un deputato di Fratelli d'Italia che promuove il sistema clientelare per la consultazione. Siamo sempre sul Corriere, ma tranquilli, non vi leggerò anche questo. Leggo invece più in basso, a proposito di facce da referendum, la rubrichetta di Marco Cremonesi in queste settimane sul Corriere. Oggi Cremonesi si occupa del tesoriere leghista che si schiera anche per il posto a Montecitorio, e noi di Via Bellerio lo conosciamo perfettamente. È Alberto Di Ruba, 47 anni, tesoriere della Lega. Sono il testimonial perfetto. Alberto Di Ruba è uno dei pochi italiani in campagna elettorale davvero improprio. È il candidato del centrodestra a sostituire Alberto Stefani, che da deputato leghista è diventato governatore del Veneto. C'è chi farebbe carte false per un seggio alla Camera, eppure, a sentirlo nei suoi appuntamenti elettorali in Polesine, giureresti che sia pancia a terra non per la sua elezione suppletiva, ma per il sì al referendum. Il fatto è che da tesoriere della Lega dal 2019 Alberto Di Ruba è sotto processo per una compravendita di immobili acquistati dalla Fincommission lombarda. Ora sono in attesa della Cassazione. In un processo mi avevano condannato, in un altro mi avevano assolto. In effetti il tesoriere di un partito che non goda dell'immunità parlamentare è una rarità.
da Severino Citaristi in avanti. Il problema, secondo Di Ruba, è persino a monte dei processi. Lo pensa per un primato. Secondo gli atti del processo a Pasquale Striano, sono uno tra i primi 5 dossierati in Italia. A livello di Silvio Berlusconi, per dire. Proprio il fondatore di Forza Italia solidarizzò con lui. Berlusconi mi raccontò dei suoi processi, di come lo stessero rovinando. I processi ti massacrano la testa, sai di essere innocente e ti senti impotente. Di Ruba ha querelato: voglio che emerga tutto, emerga come sono andate le cose. Il dossieraggio, in quanto tesoriere della Lega, è stato secondo lui ciò che ha fatto partire i processi. Me li sogno questi tizi che fanno i loro accessi abusivi. Mi viene in mente il ritmo: un accesso abusivo ogni 91 secondi. Sui miei conti, sulla mia vita privata, su quella dei miei familiari, persino su alcuni clienti, è tutto lì nelle carte. Secondo Di Ruba, questo accadeva per spingere i magistrati a intervenire con la Lega al 34%, cosa poi avvenuta. E lì inizia il calvario mediatico. Vieni giudicato ancora prima di mettere piede in aula. Fa malissimo, toglie la dignità. Vedi che nell'opinione pubblica si creano le fazioni e tu sei in mezzo. È un sistema. E se in 7 anni hai 2 sentenze, magari contrapposte, diventa complicato convincere un'opinione pubblica che spesso viene influenzata solo dalla parte negativa della vicenda, senza che si ricordi mai, come nel mio caso, che nello stesso procedimento esiste anche una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste. Per questo lui si sente il testimonial perfetto per il sì al referendum. Per questo faccio la campagna, quasi più per il sì, dice Di Ruba, perché le persone non conoscono la realtà, circolano tante bugie. Peraltro non è che se vincono i sì il mattino dopo c'è un nuovo sistema, bisognerà aprire dei tavoli a cui certamente parteciperanno anche i magistrati, ci si siederà e si ragionerà, ma avremo l'input per cambiare questa giustizia. Questo è quello che ci serve, che serve agli italiani. Così Alberto Di Ruba, tesoriere della Lega, invita a votare sì. E anche noi lo facciamo mandando in onda questa canzoncina. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane, chi accusa e chi giudica, 2 facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara, per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, 2 ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa, è la scelta giusta, la nostra riscossa. E questa è la canzoncina per il sì al referendum, che potete ricevere direttamente sul vostro cellulare se mi inviate un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 scrivendo
la voglio è la canzoncina e io ve la invio e magari, perché no, potete inviarla a parenti e amici nelle ultime ore prima del giorno del voto. Io ho detto sabato e subito Piero mi ha scritto: guarda che sabato c'è il silenzio elettorale. Sì papà, ma è il silenzio che riguarda i mass media. Su internet invece si può continuare a dire vota sì, vota sì, vota sì, e su WhatsApp la stessa cosa, vota sì, vota sì, vota sì, vota sì. Siamo sul Corriere, ci restiamo. Buongiorno a chi mi sta già scrivendo. Certo, voi mi scrivete 340-6709-659, la voglio e io vi invio la canzoncina. È minimo. Non so chi l'ha fatta e ancora non l'ho scoperto. Magari uno del PD che vota sì, e sono in parecchi ma non lo dicono. Siamo sul Corriere, ci restiamo ancora qualche minuto. La nota di Massimo Franco parla di un pasticcio sulla Russia che accentua le polemiche. Perché? Perché? A sorpresa la Russia rischia di diventare un elemento imbarazzante per il governo. A 5 giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, in una campagna già tossica, si aggiunge lo sconcerto per l'incontro tra il vice ministro degli esteri di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli e l'ambasciatore russo Paramonov, rivelato dal Corriere. Come mai si sono incontrati? Un incontro normale che avviene ogni tanto, ma certamente non è che ci sia sotto qualche altra storia, tipo forniture di gas russo caldeggiato dal vice premier leghista Matteo Salvini e non soltanto. Ne scrive oggi Massimo Franco, ma no, no, poi io sono qua, sono un venditore di pentole, ragazzi. Oggi vendo giornali e vi devo pur convincere a comprare almeno un quotidiano quando uscite a fare due passi o vi fermate a far benzina, chiaramente non alla stazione di Lainate sull'autostrada Milano-Varese, dove costa 2,5 € il gasolio, 2,500, ok? È bello vederlo scritto così, non l'avevo mai visto, neanche ai tempi proprio dell'inizio della guerra con l'Ucraina. Dove vado? Sì, sono sempre sul Corriere, certamente. Anche qua la russa che invita i genitori del Bosco, chiaramente. Come osa la russa a invitare i genitori del Bosco in Senato? L'opposizione attacca. Propaganda. Propaganda per cosa? Polemiche sulla visita in Senato. Poi il presidente precisa: li vedrò, ma dopo il referendum. Perché voleva convincerli a votare sì al referendum. Dai, ma per piacere. Si parla chiaramente dei Trevaioni in questo paginone sul Corriere, il ricorso dei Trevaioni per riavere i bambini, anche la ASL è d'accordo e abbiamo una casa nuova, depositato un reclamo gli ispettori di Nordio all'Aquila. I legali della famiglia, i piccoli hanno una maestra e sono stati sottoposti ai vaccini, insomma li hanno normalizzati, così come il papà pare molto normalizzato e addirittura pare che stia accettando la casa che gli dà il comune. Giro la pagina e siamo a quello che è avvenuto a Milano, la situazione Cinturrino, Rogoredo, o ti arresto o ti uccido. Cinturrino accusato di omicidio premeditato. Rogoredo, l'agente, le minacce a Mansuri, altri 2 indagati. I reati? Tra le contestazioni: sequestro di persona, estorsione, percosse, arresto illegale. E ripeto, si sta aggravando la sua posizione, ma ci sono altri indagati che si aggiungono a quelli che già lo erano, gente che è stata zitta, gente che ha cercato di coprire, gente che ha cercato di sviare. Sempre nella stessa pagina una truffa che purtroppo avviene sempre più spesso e qualcuno ci casca: sposta i soldi, il tuo conto è in pericolo, il business delle truffe con i telefoni clonati, le vittime chiamate da un numero identico a quello della banca. Napoli, 12 arresti tra i clan, vi sarà sicuramente accaduto, se non la telefonata, l'SMS, signori. A me ne è arrivato uno da Poste Italiane, aspetta che forse ce l'ho ancora qua,
ma quasi quotidiano. Il problema è che veramente non sai cosa fare a quel punto, cioè come effettivamente devi lavorare, dire ma a chi denuncio? Punto di domanda. E vabbè, ok, niente, ve lo faccio vedere un'altra volta. Adesso devo proseguire velocemente con la rassegna stampa perché sono pericolosamente sul Corriere, ma ve l'ho detto, ho voluto premiare il Corriere perché ci dà un po' di speranza con questa cosa di Raffaella Carrà che ci ritorna a salutare in qualche modo, e poi la speranza arriva anche da lui. Avrei mai pensato, da Achille Lauro tra i feriti di Crans. Il loro coraggio è un esempio. La visita all'ospedale Niguarda, una sua canzone diventata simbolo della tragedia. Ed eccolo qua insieme a dottori, infermieri dell'ospedale Niguarda e insieme anche a quelli che si stanno curando e sono stati oscurati perché chiaramente li stanno ancora sistemando il volto e il corpo dalle ustioni. Ripeto, mi devo ricredere su Achille Lauro? Mi dite la vostra, ascoltatori ben pensanti, so che in molti la pensate come me, ma mica tutti. 340 6709 659. Siamo sul Corriere e l'ultima segnalazione è proprio quella più importante, quella di Raffaella Carrà, o meglio quella dell'erede di Raffaella. C'è un figlio adottivo segreto. E tu dicevi, Antonia, ma perché specificare che è adottivo? Nel senso che non l'ha fatto, ma l'ha adottato. Sì, tu dici è una cosa inutile aggiungerci adottivo in questo caso. C'è un figlio segreto, tra parentesi adottivo, va meglio così. Si chiama Gianluca Pelloni Bulzoni. Non scherziamo su questo pelatone che mi assomiglia moltissimo, ma è molto più ricco, molto molto più ricco di Varin. Era segretario e manager della Carrà, proseguirà le sue attività benefiche. Ricordiamo, la Sugar aveva 2 nipoti, figli del suo amatissimo fratello scomparso a 56 anni, ma ribadisco e discoriba, aveva anche un marito, un compagno, Iapino. Che fine ha fatto Iapino? Lo chiedo a voi, perché ve l'ho detto, mia moglie Marta le azzecca sempre, io mi prostro davanti a lei, non capisco perché nessun giornale parla di Iapino. Dov'è Iapino? Che fine ha fatto Iapino? Ma non gli hanno dato niente a questo povero Iapino, l'eredità zero? Perché non viene citato da nessuna parte? Ok, signori, ho fatto tutto il giro dell'articolo, non c'è proprio Iapino e va bene, ok, andiamo avanti. E fatto sta che tra diritti e ville, un patrimonio milionario, quello di Raffaella Carrà, che ha lasciato a questo Gianluca Pelloni Bulzoni, 62 anni, figlio adottivo della Carrà, da guardia del corpo a confidente fedelissimo per 30 anni al suo fianco. Il ritratto che viene stilato dal Corriere. Posso fare solo una postilla? Attività benefiche, una fondazione a questa persona, ma che sta facendo? Perché non si viene? Va nella privacy, è una persona molto riservata, la Carrà, eppure lui si è venuto a sapere per caso, perché c'è stata una diatriba sui diritti di uno spettacolo e qui e là, altrimenti andavamo avanti a non saperla questa cosa. Ma che fa questa fondazione di Raffaella Carrà? Fa qualcosa, fa cose, fatecelo sapere, giornalisti 007 del Corriere, qualche cosa in più, tanto che insomma si sappia che i soldi della Carrà vengono spesi bene per aiutare magari giovani a fare musica, che so, quella indipendente, punto di domanda. Ditemi la vostra, dai, 340 6709 659, lo sapete, abbiamo un esercito di gente che ci segue, chi ci ascolta in diretta, chi poi scarica la trasmissione dal sito di Radio Libertà nella sezione podcast, chi ci guarda su Facebook e su YouTube magari 6 ore dopo che sono andato in onda, ma tanto dico sempre le stesse cose, non cambio, e poi
le notizie principali che vi metto sul tavolo sono quelle che non scadono, nel senso che non vi do gli aggiornamenti e la guerra di qua, la guerra di là. La guerra prosegue, non si ferma purtroppo, ma il bello è mettere giù dei punti fermi nella giornata che vi tiene compagnia per l'intera giornata. Ok, giornata di informazione di Radio Libertà. Dove vado? Vado su un quotidiano che ha il titolo più strano. Ok? Mi piace come rubrichetta, il quotidiano che ha il titolo più strano. Mi è venuta così, come sempre, è come quando parlo dei gadget. Mi piacerebbe un gadget, che ne so, con la faccia del regista con fuori la lingua. Ecco, e il nostro Marco Grimoldi sicuramente lo fa. Sta attento, se ti fa una foto Grimoldi un giorno di questi, caro Francesco, ce la fa. A proposito, il Marco Grimoldi torna in onda domani, mercoledì, lo sapete, che c'è una rubrichetta che si chiama Lega e dintorni, ogni mercoledì alle ore 16. Mi pare che si parlerà di Busto Arsizio, è vero? Wow, 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 provincia di Varese, siamo sempre nella culla della Lega, ma tra poco ci allarghiamo anche al resto dell'Italia. Ore 16, mercoledì ancora per questa settimana, e mi sa che dalla prossima si allargherà. Ah, che sbrago! Gioventù, dopo poche settimane qua ci sbrachiamo, si allargherà iniziando forse una mezz'oretta prima, e quindi potrebbe darsi che si faccia qualcosa in più, che ne so, tipo dalle 3 alle 4, è una cosa molto difficile, non ce la farò mai, ve lo faccio sapere. Allora, il giornale con il titolo più strano di questa mattina è il quotidiano La Verità, che poi forse veramente dice la verità. Mi sa che lo pensate voi questa cosa, eh? Vi siete svegliati stamattina dicendo: ma senti, se sto stretto di Hormuz è un casino sgorgarlo, sturarlo, pieno di persone che sparano, pieno di mine, di gente strana, e allora turiamoci il naso, serve il gas russo. Così titola quest'oggi il quotidiano La Verità. L'Unione Europea fa retromarcia sul green e sui sussidi di Stato, ma non basta. Turiamoci il naso, serve il gas russo. E infatti, se mi seguite su Instagram, ho messo su il solito balletto, si balla alla John Travolta, e a ballare è proprio lui, Vladimir Putin, e la scritta è: quando il gasolio supera i 2 euro, c'è Putin che balla e che noi chiediamo a lui qualcosa. Il Belgio rompe il muro, aprire un dialogo con Putin. Senza idrocarburi da Mosca rischiamo la recessione. Il diesel sfiora i 2,1 euro al litro, magari, cara Verità, li ha superati da un pezzo. Il governo studia sconti selettivi. Ursula apre all'abolizione delle tasse sulle bollette, però a spese nostre. Intanto rincara anche, e questa è una notizia che non dà quasi nessuno, l'acqua. Tu dici: non è possibile, cioè l'acqua, ragazzi miei, l'acqua non quella del rubinetto, no, è quella in bottiglia, perché contiene la plastica, cioè non proprio nell'acqua, almeno non dovrebbe esserci, sì, quelle cose ci sono sempre, certo, mangiamo tanta plastica anche quando mangiamo il pesce, no, la plastica della bottiglia, le famose bottigliette in plastica, con lo stretto di Hormuz chiuso anche qua ci sono problemi, approvvigionamenti e il gasolio che aumenta, e allora chi vi porta l'acqua non ve la vuole più portare se non gli diamo qualche cosa in più. Sappiate che sta per aumentare anche l'acqua. Posso fare del terrorismo? Andiamo a fare la scorta al supermercato, bottigliette per tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Vortice in azione al sud, con precipitazioni diffuse su gran parte delle regioni centro-meridionali. In mattinata maltempo al meridione, tempo instabile su Molise, Abruzzo e Marche, cielo terzo altrove. Nel pomeriggio poche variazioni. Sempre bel tempo sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud continuerà a prevalere una spiccata instabilità.
con piogge e rovesci che risulteranno anche di forte intensità tra Calabria e aree ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La fiaccola accesa per l'eternità, porteremo la fiaccola accesa nel ciclo che verrà e poi vendicheremo l'offesa che il nemico ci fa. Noi terremo la fiaccola accesa nella comunità al solstizio d'inverno, verso il sole di mezzanotte, verso il sole di mezzanotte. Nel tempio di Vesta, dove il fuoco combatte l'oscurità. Noi terremo la fiaccola accesa nell'avversità. Noi portiamo la fiaccola accesa del Kali Yuga, combattiamo da sempre in difesa d'ogni sacralità. Noi terremo la fiaccola accesa nel mondo che verrà al solstizio d'inverno, verso il sole di mezzanotte, verso il sole di mezzanotte. Nel tempio di Vesta, dove il fuoco combatte l'oscurità. Vieni fuoco e purifica ciò che è interno in me. Vieni luce e fortifica ciò che è d'oro in me. Si innalzi nel cielo splendente il fuoco di Elios. Qui la fiamma ardente
stende ancora dentro me. Sì. Nell'oscurità, no, 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 non prevarrà. Noi terremo la fiaccola accesa per l'eternità. Porteremo la fiaccola accesa nel ciclo che verrà e poi vendicheremo l'offesa che il nemico ci fa. Noi terremo la fiaccola accesa nella comunità al solstizio d'inverno verso il sole di mezzanotte. Si chiama Simone Leon Perron, ma chiamatelo Leon, cantautore valdostano. La sua nuova canzone Noi terremo la fiaccola accesa, ma fa parte di un intero album, tutto quanto da scoprire. Leon, il suo stile spazia tra pop e rock, lui canta in italiano e francese. Lo scorso anno è uscito anche il suo primo libro, senti il titolo, Sguardo nell'abisso, Apocalissi, gender e virtualità nell'età del nichilismo. Gnam gnam, roba buona. Bravo Simone Leon Perron. Leon per gli amici, casualmente anche un consigliere regionale della Lega in Valle d'Aosta. Buongiorno da Sammy Varin, 8:39, tutti svegli, tutti allerta, tutti a spedire messaggi WhatsApp, perché questa è l'unica rassegna stampa che vi dà modo anche di dire la vostra tra una notizia e l'altra. Scrivete al 340-6709-659. Abbiamo scoperto che in un quartiere di Roma c'è ancora un benzinaio dell'Eni che ha il gasolio a 1,9999 periodico, no? E probabilmente sono dimenticati di cambiare l'insegna. No, se avete anche voi sott'occhio un benzinaio che ha deciso di non rubarci soldi, non è la colpa del gestore, lo ripeto ancora una volta, sono le compagnie, ma Salvini adesso le convoca, tra poco arriva la notizia. Mandate una foto al 340-6709-659, ditemi dove vi trovate, lo pubblicizziamo, lo andiamo a ringraziare questo gestore. Intanto i vostri messaggi. Graziella, sono strana o fuori tema se dico che ammiro di più Brigitte Bardot, che ha adottato tante povere creature a quattro zampe, che non la Raffaella Carrà? Ma ci mancherebbe, Graziella, ognuno ha i suoi gusti. Io adesso sono soltanto, da bravo giornalista, sai, uno poi è curioso, vi devo mettere il dubbio, e mi chiedo, questa fondazione lasciata in mano a questo signore, collaboratore, manager della Carrà, che cosa stia facendo? Perché una fondazione con così tanti soldi, e almeno i soldi ce li ha lui, ma li usa anche per la fondazione, cioè che cosa fa questa fondazione? È troppo se chiedo qualcosa di più al Corriere, che ci ha svelato che ha questo figlio segreto, la Carrà. Messaggi WhatsApp 340-6709-659. L'aggressione di Stati Uniti e Israele all'Iran, tra tante incognite, secondo la gran parte degli analisti, ha una certezza: sarà una guerra convenzionale e non, che durerà a lungo, trascinando purtroppo tutto il mondo occidentale in un secondo Vietnam. Buone notizie, Andrea. Quando il gasolio costerà 3 o 4 euro al litro e il gas 2 o 3 euro al chilo, le principali borse ricorderanno con nostalgia gli anni fino al 2025. Allora sapremo in che lingua ringraziare. Ok, quindi un po' in inglese e un po' in ebraico. Ok, no, Andrea, io non lo so se vai cartomante, se prevedi il futuro, c'hai la palla, che palla. Roberto di Arona vuole ricevere il jingle del sia referendum, ma certo, lo avrai. Scusami, Sammy, mi puoi mandare la canzoncina del sì? Un bacione, grazie a quelli che mi stanno scrivendo. Dario, buongiorno, ma se vincesse il sì al referendum,
come saranno i decreti attuativi per regolare l'estrazione dei membri del CSM? Punto di domanda. Dario, calma, intanto vedi che già hanno iniziato a parlarne e giustamente loro non ne vogliono sapere, ma dovranno pur farlo. La voglio, mi scrive Paolo. Sei stato chiarissimo. Parigi, caro Sammy, ti sto ascoltando da Parigi. Però, ecco. Tanto ci rimani poco lì, perché tra poco ti trasferiranno al tuo stretto di Hormuz, dovrai andare lì a fare la guardia alle petroliere. Cosa fai ancora a Parigi, Edoardo? Grazie, sul sito di Radio Libertà, sulla app, ricorda, si può scaricare anche l'applicazione di Radio Libertà, ci portate veramente dappertutto. Un piacerone sapermi in giro per Parigi con te. Mi ricorda il matrimonio con uno spagnolo, credo della Gina Lollobrigida, il figlio adottivo spagnolo della Carrà, ma collegamento sospetto. E ancora, ma siamo sicuri che Putin ce lo dà ancora il gas? Ce lo dà. Troppo comodo, cari europei, fare quello che volete e poi tornare indietro. Io non ve ne darei neanche un litro. Torneremo in ginocchio da Putin, l'ho sempre detto. Senti i nostri ascoltatori, prevedono il futuro e infatti il quotidiano La Verità oggi, dicevo, apre così: turiamoci il naso, serve il gas russo. Ma in centro pagina La Verità dice veramente la verità. Il programma del PD? Prima gli immigrati. L'Emilia-Romagna ha ridotto i punti che davano ai residenti di lunga data più diritti per ottenere una casa popolare. Insorge Fratelli d'Italia a prevedere clausole che garantiscono una quota fissa per gli italiani. Magari, veramente, magari. E in prima pagina sulla Verità c'è anche però il racconto che c'è stato fuori dal coro di Luisa Battisti, un'infermiera che ha sposato un egiziano. All'inizio era normale, poi si è radicalizzato in una delle moschee abusive di Roma e da allora è stato l'inferno. Mi minaccia di morte e mi ha deriso. Ti ho fregata con le vostre leggi, dice lui. Mio marito islamico ha truffato l'Italia, è bigamo e usufruisce del bonus bebè. Qualcosa da dire in più? Non penso. Forse le bombe svegliano Ursula. Sveglia, sostegna le imprese meno green. Lo scrive La Verità, pagina 2, ragazzi. La Commissione annuncia flessibilità sugli aiuti di Stato e una revisione della tassazione sul carbonio. Resta il no all'energia di Mosca. Il premier belga insiste. In privato molti leader chiedono di riprendere i rapporti con Mosca. Il diesel a 2,1 euro al litro e le bollette rischiano aumenti di 35 euro al mese. Governo pronto a sconti selettivi. Crescono i dubbi sulle accise mobili, gli effetti sarebbero modesti. Allo studio bonus per le famiglie con ISEE sotto i 15.000 euro e sgravi per le aziende più esposte. Qualcosa si sta muovendo, ma adesso dobbiamo demolire tutti i dogmi. È urgente riaprire i canali con la Russia. Non si vince questa crisi con gli strumenti dei tempi di pace. Transizione verde e patto di stabilità ci faranno affondare. Lo scrive solo Maurizio Belpietro oggi a pagina 3 del quotidiano La Verità. E a proposito di Russia, il vice ministro Cirielli sgonfia il caso. L'incontro con l'ambasciatore russo è una cosa normale, era già successo. Il vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli sgonfia il caso del suo incontro con l'ambasciatore russo. Non è un'anomalia, la Farnesina lo sapeva e mi ha autorizzato. È capitato almeno un'altra volta un anno fa, sempre su loro richiesta. Antonio Tajani conferma, l'incontro si è svolto al ministero. Polemiche inutili. Chissà di cosa hanno parlato. Avanti con le notizie. No, questa la devo leggere, ma ne parla solo il quotidiano La Verità, ragazzi. Non avrei mai voluto dirvi una cosa simile. Pagina 5, l'intervista con il vicepresidente della federazione, come potrei chiamarlo, acque minerali, qualcosa del genere, adesso lo scopriamo, insomma, e praticamente prepariamoci perché aumenterà anche l'acqua. Sta arrivando la stangata, dice Ettore Fortuna, pure sull'acqua minerale.
aumenti tra il 18 e il 20%. Il vicepresidente della Federazione delle Industrie del settore dice: entro un mese sbalzi di 4 centesimi a bottiglia. I fornitori dicono: così o non consegniamo. Articolo di Laura Della Pasqua quest'oggi. Tra circa un mese, nella migliore delle ipotesi, i consumatori potrebbero trovare sugli scaffali dei supermercati le bottiglie di acqua minerale a un prezzo superiore del 18-20%. Ciò significa che un brand di fascia di prezzo medio-basso passerebbe dagli attuali 20 centesimi al litro a circa 24, mentre per un livello superiore da 35 centesimi si passerebbe a 42. Colpa della guerra che ha bloccato il passaggio nello stretto di Hormuz, costringendo le navi cargo a fare il giro più largo, dicono i distributori di plastica per bottiglie e tappi, che hanno comunicato alle imprese e ai clienti di voler aggiornare i contratti di fornitura applicando al prodotto un aumento del 18-20%. Ma è possibile un ricaro così importante dopo solo una settimana di guerra? Si chiede il vicepresidente di Mineracqua, la Federazione delle Industrie delle Acque Minerali Naturali e delle Acque di Sorgente, Ettore Fortuna, e qui si fanno tutti i conti, calcoli e gnegnero, e ricordando poi che c'è anche il gasolio per portarvi la acquetta nel supermercato. Io a questo punto mi chiedo, e se compriamo quella con la bottiglia di vetro, costa già più, però c'è ancora questa cosa, mi sapete dire, c'è ancora questa cosa che poi il vetro glielo riporti indietro, ti danno la cauzione, c'è ancora dai, era bellissimo, negli anni 70, 80 era così. Cioè, ma sì, ma non si usa più? Ditemi qualcosa, vi prego. Seconda opportunità, a questo punto ci compriamo un addolcitore, un purificatore, ne vendono di tutti i tipi, rompo i coglioni, ragazzi, lo so, però voi lo chiamate e dice non mi dica niente, lo compro, come la canzoncina sul referendum, la voglio, e evitiamo questi aumenti di acqua. Oppure, chiaro, cominciate a ordinare acqua al supermercato non stop, vi riempite l'acqua, modello Fantozzi, ogni scaffale che aprite vi cade addosso delle bottigliette d'acqua e facciamo il pieno. Dai, cerchiamo di ridere un po', però c'è poco da ridere, io vi ho avvisato, aumenterà anche l'acqua in bottiglia e non è finito. Per l'effetto gasolio, sui pomodori rincari del 31%, costi triplicati per i pescatori. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Allora, sono stato preceduto da interventi che secondo me è opportuno inquadrare bene, perché così almeno capiamo di che cosa stiamo parlando, perché effettivamente rischia di essere materia oscura. La cosa, diciamo, che però mi ha abbastanza colpito è che se da una parte abbiamo una persona coerente, per esempio come il collega Lombardo, che ovviamente è in un gruppo che comprende, adesso non so mai bene le divisioni del Quark, del loro partito, ma credo che sia più Europa, no? Credo che insomma ci sia un pezzo di più azione, più Europa, di solito si mettono assieme. Comunque, fatto sta che è giusto, quindi lui vuole più Europa, quindi vuole più legge di delegazione europea, più cose, più adesione alle vecchie procedure di infrazione che devono essere quindi risolte tutte partendo dall'inizio alla fine. Rimango un po' più perplesso quando parla il collega Lorefice, che mi ricordo ha un partito che era nato con il Vaffa nei confronti dell'Europa e adesso improvvisamente è diventato anche lui più Europa, quindi mi domando perché uno deve votarli, non lo so, non so la differenza. Già che ci siamo, votate subito il collega Lombardo che almeno sa di cosa parla. Però vabbè, insomma, ovviamente non mi metto nella testa dei cittadini, dei votanti, ognuno sceglie quello che preferisce votare. Però una cosa almeno va ripetuta e va tenuta presente, ecco, perché ho appena sentito l'accusa, no, diciamo così, a parte del ministro Giorgetti di essere iper rigorista, no? E quindi colpevole perché non spende e così via. Ma io non lo so, forse ho dei momenti di amnesia, ma io mi ricordo, eppure credo di ricordarmelo, perché eravamo, ahimè, per un breve periodo al governo insieme, ma io mi ricordo che la legge, quella dove grazie al Movimento 5 Stelle si era abolita la povertà,
era, e quindi sul balcone perché abbiamo abolito la povertà, aveva un deficit al 2,4 e poi grazie alla ennesima genuflessione del presidente Conte si era andati a 2,04 credendo che la gente non si accorgesse. Ora a casa mia 2,04, notare, poi si è finiti a 1,6 consuntivo. A casa mia 2,04 è più basso di 3, quindi evidentemente voi eravate molto più rigoristi del ministro Giorgetti, che è uno scialacquatore, questo incredibile scialacquatore del ministro Giorgetti che punta a fare il 3%, mentre invece quando voi abolivate la povertà, insieme con noi purtroppo, ma è durato poco, ecco, diciamo così, ci siamo accorti in breve tempo che le cose non andavano bene. Si era all'1,6, andate a vedere i numeri, perché magari uno dice chissà come mai Borghi magari mente. Ecco, andatevi a vedere cos'è stato il deficit per la finanziaria del 2008, quella appunto dell'abolizione della povertà, e troverete 2018 e troverete l'1,6%. E arriviamo però al 1 miliardo di sanzioni che noi paghiamo. Ecco, questo è importante secondo me, perché dal mio punto di vista sarà un bel giorno quando smetteremo di pagargliele, ma non perché ci siamo adeguati tutti, ma perché forse avremmo per una volta fatto capire all'Unione Europea che noi, che siamo quelli che paghiamo, perché ricordiamo che ogni anno diamo dei miliardi all'Unione Europea, siamo talmente buoni da pagargli anche delle sanzioni, quando invece dovremmo in teoria dire va bene, evitiamo così, perché queste sanzioni non hanno senso. E vi spiego perché non hanno senso. Perché è opportuno che capiamo da dove arrivano queste sanzioni, perché sennò sembra che uno sia un matto, no? Dice, ma guarda, si potrebbe adeguare, andremo a posto e eviteremmo di pagare sanzioni. Allora, prendiamone una tipica, no? Che serve a capire cos'è la genesi e cos'è l'antidemocraticità del sistema europeo. Perché adesso qui noi possiamo fare una legge, arrivano le elezioni l'anno prossimo, sperabilmente le rivinciamo voi, mai visto mai, disgrazia, dovessero votare loro, cambiano e ne fanno una nuova, perché a un certo punto i cittadini italiani hanno deciso così. Si può fare così con l'Unione Europea? No, perché nel 2008, governo Prodi, così almeno sappiamo di che si parla, sciaguratamente il signor Prodi, causa di tanti danni all'Italia, prende e non mette il veto, e anche qui chiudiamo ancora il discorso di oggi, quando giustamente la Presidente Meloni ha detto che non intendeva rinunciare a mettere il diritto di veto, forse perché questo governo lo mette. Prodi, che invece, ve lo immaginate, no, come poteva mettere il diritto di veto? Era lì in ginocchio con il sole delle stelle davanti, no, e prendeva qualsiasi cretinata gli dicessero di firmare. Non aveva posto il diritto di veto alla normativa sulla qualità dell'aria, perché probabilmente ha pensato la qualità dell'aria, che bello, no? E così via, allora la approviamo. Ecco, c'è un piccolo problema, che in Italia ci sono due zone, di cui uno è nella mia regione di nascita e di residenza, e l'altra è nella regione dove io sono stato eletto e che rappresento in questo Senato, vale a dire la Toscana, che hanno una piccola sfortuna, sono circondate da montagne e colline. Una si chiama Pianura Padana e l'altra si chiama Piana di Firenze. Ecco, col fatto di essere, ahimè, circondate da montagne e colline, capita che non per colpa dei poveretti che ci abitano, è un po' difficile in certi casi dell'anno prendere e far defluire i fumi del riscaldamento e in generale dell'attività umana. Stessa roba a Piana di Firenze, è circondata da colline e quindi ci sono delle volte dove le condizioni atmosferiche risultano non ottimali e quindi questi colpevoli, no, di Firenze, di Pistoia, di Prato, di Sesto Fiorentino, di Calenzano, no, e cose di questo tipo si ritrovano chissà come mai con la colpa terribile di avere fuori l'indice di polveri sottili, no, o di agenti atmosferici proibiti. Ecco, a causa di quella normativa, ecco che arriva la procedura di infrazione, perché dice tu non hai fatto abbastanza per eliminare l'inquinamento dalla Pianura Padana.
Io mi ricordo che ai tempi di Enzo Tortora c'era uno che arrivava e voleva fare un buco nel Turchino, no, in modo tale da far defluire l'aria. Probabilmente non credo che funzionerebbe. Il risultato è che per quanti sforzi si faccia, per quanto adesso ci sia la benzina verde, per quanto ci siano tutte le cose meno inquinanti, per quanto a Milano ci sono più metropolitane che biciclette e così via, il risultato è che ogni tanto capita che ci sia ancora, no? Un pochettino di inquinamento. E allora la soluzione dell'Unione Europea, lo sapete qual è, no? Prendere sanzione e dall'altra parte ti deve obbligare ad azioni di mitigazione. Nelle regioni l'ultima cosa che gli rimane purtroppo è dire ti vieto di andare in automobile, ma capite che è un lieve diritto personale quello di andare in automobile. E non solo, allora l'Unione Europea continua a dirti no, tu devi evitare di mandare in giro quelli sotto l'Euro 5, no, sotto l'Euro 4. Ma anche qui c'è un piccolo problemino che forse andrebbe valutato, che chi ha un'auto vecchia, perché è sotto Euro 4, Euro 5, di solito è povero. Mentre invece tu hai il riccone che non gliene frega niente, può comprarsi la Tesla oppure può comprarsi la macchina magari a enorme cilindrata ultimo modello. Dall'altra parte abbiamo un poveretto, magari operaio, che va al lavoro con la Panda, no? Ecco, l'Unione Europea dice no, tu devi bloccare questo poveretto qua che ha la Panda perché cambia il clima del mondo, no? Mentre invece la Cina, l'India, no, e cose di questo tipo non lo fanno. Viceversa, lui con la sua Panda è colpevole, no, del cambiamento climatico mondiale e a causa della normativa Prodi del 2008 noi dobbiamo pagare la procedura di infrazione. Bene, col fatto che se noi ci adeguassimo, no, dovremmo lasciare a piedi il poveretto, ecco che allora arriva che tu devi pagare. In teoria, in un mondo normale dove io ancora sono libero di esercitare la mia potestà di rappresentante dei cittadini, potrei venire qui e dire questa è una cazzata. Non potendo, perché nel momento stesso in cui io approvo questa, nel momento stesso in cui io approvo questa direttiva, poi non si può più tornare indietro. Ed ecco uno dei motivi per cui siamo costretti a rincorrere. Fortunatamente in questa legge di delegazione europea ci sono cose di buon senso, ma non per caso, perché ovviamente le abbiamo scelte. Abbiamo scelto il fatto che di tutte le procedure in infrazione, quelle che non ci creano danni, anzi ci creano un miglioramento della situazione attuale, sono quelle che sono contenute in questa legge di delegazione europea, fra cui, Presidente, l'ha citato lei prima, è particolarmente sensata quella relativa alla riparazione degli elettrodomestici, piuttosto che cambiare ogni volta non appena c'è una vite che non funziona. Quindi, in un modo o nell'altro, questo rappresenta una scelta, ma il fatto che noi andiamo a pagare dei soldi all'Unione Europea che noi paghiamo normalmente non è una scelta, deriva da situazioni passate che, nonostante il pensiero dei cittadini e il voto dei cittadini sia cambiato, stante la struttura antidemocratica dell'Unione Europea, non si possono più cambiare. Quindi è per questo motivo che si fa ogni anno la legge di delegazione europea in questo modo, e in questo caso è stata fatta meglio di altre volte, e quindi il voto a favore della Lega è assicurato. Grazie. Va bene. Grazie. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è
e respiriamo liberi, io e te. E la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi. Pietre un giorno case, ricoperte dalle rose selvatiche, rivivono, ci chiamano, boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. In un mondo che prigioniero è, e respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te. Beh, non potevamo interromperla. Un'opera d'arte rivista e corretta dalla giovanissima Elisa Benvenuto, che ha reinterpretato Il mio canto libero, la storica canzone di Lucio Battisti e di Mogol del 1972. Lei, 16 anni, giovanissima cantautrice di Assisi, assistita da Daniele Piovani, ha fatto questo bellissimo pezzo appena uscito anche in versione video. Elisa Benvenuto con Il mio canto libero ci porta a un'altra squisitezza, signori, dalla squisitezza musicale a un'altra squisitezza sempre indipendente, ragazzi, e questa è roba che non trovate nei supermercati. Bisogna andare a fare la spesa dal contadino e chiedere robe genuine come le cose che vi vende Alberto Acerbis. Ciao! Sammy, buongiorno a te, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. No, hai detto delle cose molto importanti, poi io ti faccio sempre i complimenti perché dare spazio comunque
a queste voci nuove, queste musicalità nuove, è sempre molto importante. Davvero bravo. Sai che a me piace molto la musica, se vuoi ti canto una canzone in diretta, però mi sembra di esagerare un po'. No, lasciamo stare, hai ragione, lasciamo stare. Ascolta Sammy, allora agli ascoltatori tutti. È iniziata la stagione e ce ne siamo accorti subito in azienda, dove l'olio extravergine di oliva diventa il principe indiscusso della tavola. Basta un po' di sole, 2 gradi in più, l'insalatina, e quindi il mio consiglio, se dovete scegliere un olio extravergine di oliva, prima cosa lasciate perdere Acerbis, che sia italiano, che sia estratto a freddo, garantito, certificato. Chiedete sempre le analisi chimico-fisiche dell'olio, che non sono quelle 4 cose banali obbligatorie in etichetta, ma le analisi chimico-fisiche sono i perossidi, i polifenoli, le acidità, sono cose importanti per una dieta equilibrata. Noi della Acerbis da sempre le diamo, è abbastanza chiederle, sai, uno deve fare una dieta, c'è il bambino piccolino, c'è la persona un po' più anziana che deve alimentarsi in maniera corretta, l'olio extravergine di oliva è il principe indiscusso della tavola. La nostra offerta, fin quando ce la facciamo, perché noi non viviamo su Marte, è quella di portare sull'uscio di casa vostra 6 bottiglie da 1 litro del nostro olio estratto a freddo Acerbis. Imbottigliamo, lo sapete, tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda. Molti ci chiamano, ma perché dici sempre tutte le mattine? Ma è molto semplice, forse quasi banale. La scadenza di un olio inizia dal momento in cui tu lo vai a imbottigliare. Certo, per noi sarebbe meno costoso imbottigliare tutto a novembre, a dicembre, quando facciamo l'olio nuovo, però lì inizia la scadenza. E poi cosa porto a casa vostra? Un olio che adesso ha già 4, 5, 6 mesi? No, noi lo teniamo in cisterna, voi lo ordinate, voi lo imbottigliamo e da lì inizia la scadenza. Quindi una cosa meravigliosa, ma certo che queste cose, che per molti sono banali, per noi non lo sono, perché quando ormai siamo la 3ª generazione di famiglie che acquistano l'olio Acerbis, per noi è una grande soddisfazione. Quindi 84 euro per ricevere sull'uscio di casa 6 bottiglie di olio Acerbis estratto a freddo. Chiamateci oppure potete ordinare, per noi sarebbe molto bello, sul nostro sito olioacerbis.com. Potete ordinare anche lì, scrivete come ci avete conosciuto. Devo ricordare una cosa, perché è un po' che non sente più Miriam, perché è impegnata in varie ricerche, l'ACUC2, il collagene. E cosa c'entra il collagene con l'olio extravergine di oliva? In un minuto ve lo dico subito. Noi siamo per il benessere naturale, quindi l'olio extravergine di oliva, il core business, ci fa star bene dentro, e il collagene fa star bene alle nostre articolazioni. Quindi si mangia bene, ci si alza da tavola belli scattanti. Collagene per articolazione, un antidolorifico naturale, l'ACOC2, che molti stanno ordinando, è ancora in offerta. 4 confezioni di trattamento di 4 mesi, anziché 140 euro, 100 euro più un regalo. Però per questo c'è oggi Miriam qua dalle 15 alle 16. Io vi ricordo il numero 030 68 40 408, l'olio per tutti quest'anno non l'avremo, l'ho già detto ancora 2 mesi fa. Fate Vobis, io vi voglio bene lo stesso. Viva la libertà, avanti tutta, avanti. E te Birma e Mulà. Vuoi che ti dica? Grazie. Alberto Acerbis, ciao. Buongiorno. Ciao. Buongiorno ad Acerbis, chiamatelo adesso allo 030 68 40 408, lo trovate al volo. E ricordate che Acerbis non è solo olio extravergine di oliva, ma sapete, fa anche colombe, non le fa lui personalmente, ma le fa fare a persone che conosce molto bene, dove la qualità è altissima, se volete trovare qualcosa di veramente diverso. Sono le 9:11, in ritardo completo, come al solito. Io mi scuso perché quando sono così di fretta non riesco poi magari ad aprire le linee telefoniche, sono cattivissimo, ma d'altronde ci sono argomentazioni che ancora vi devo mettere sul tavolo prima delle 9:30. Siamo sul quotidiano La Verità. Vi ho detto che sta arrivando la stangata pure sull'acqua minerale, aumenti tra il 18 e il 20%, e giustamente qualche ascoltatore mi ha detto attenzione Sammy, che comunque ci sono anche le fontanelle, certamente anche quelle del comune, quindi bellissima idea cominciare a pensare ad altro.
ci sono anche i distributori d'acqua, mi scrive un ascoltatore. Effettivamente provare l'acqua del comune, se non l'avete mai provata, è il caso magari di farci un pensierino, e sicuramente costa meno che comprarsi quei depuratori. Fatto sta che l'acqua è soltanto, insieme ai pomodori, avete sentito, forse tra i primi prodotti destinati ad aumentare. Approfittate di questa radio, però, se vedete cambiamenti nel listino prezzi, scrivetemelo, fate foto, inviate al 3406709 la foto del prodotto che secondo voi è aumentato e ditemi in che supermercato siete. Cominciamo un attimino a giocarci seriamente su queste cose. Che ne pensate? Intanto io non penso assolutamente niente, perché si è fatto risentire il mio computer comunista, e giustamente lui che Sammy Varin, hai parlato troppo, adesso è ora che ti blocco io, no? Per cui quando mi si blocca il computer lo devo sturare come lo stretto di Hormuz, e chiedo aiuto a voi attraverso il conto corrente postale 3767 1294. Guarda che io ci sto, se al posto della colomba decidete di aiutare Radio Libertà con un piccolo contributo volontario, giurin giureta ci fate contenti lo stesso, Posso fare appello, figlio d'Apollo? Conto corrente postale 3767 1294, intestato a Radio Libertà a Milano. Sito internet radiolibertà.net, cliccando in alto a destra, dona ora, con una carta di credito, qualunque cifra. Io dico 5 euro, ma è una battuta, ma ne arrivano centinaia, tutti da 5 euro, ma va bene così. L'importante è sostenere la nostra radio, noi in dieta senza colomba, e voi che ci date una mano a comprarci un computer che sia meno comunista. Sono sul quotidiano La Verità e ci resto per qualche minuto, ricordando che gli autotrasportatori, scrive il presidente di Federazione Autotrasportatori Italiani Paolo Uggè oggi sulla Verità, gli autotrasportatori non c'entrano. La logistica subisce l'impennata del carburante, ma viene indicata come responsabile dell'aumento dei prezzi, anche se i numeri dicono altro. Servono misure straordinarie. Quindi è logico che se il gasolio, te l'ho detto oggi, in autostrada 2,5 euro nel terribile benzinaro che c'è sulla Milano Varese, è terribile, famoso in tutto il mondo, e lui dice: d'altronde mi fanno pagare tanto le tasse per gestire questa cosa sull'autostrada, e io in qualche modo devo sopravvivere, e sopravvive bene, meglio dell'eredità della Carrà, ragazzi miei. Andando avanti sul quotidiano La Verità, la guerra, Trump, un mio ordine e oleodotti distrutti. Hezbollah colpisce i caschi blu dell'ONU, detriti di un razzo sulla base italiana, ma soprattutto Mélenchon cresce, ma a sinistra nessuno si fida di lui. Si parla delle elezioni in Francia, si decide tutto al secondo turno delle elezioni comunali, Macron distrutto dal voto, la destra del RN di Le Pen vola a Marsiglia. Articolone tutto per voi se siete appassionati di quello che è comunque un bel futuro, cioè un'Europa sempre più di centrodestra. Attenzione, c'è spazio anche per la Schlein, perché il nonno di Ellie voleva carriere separate, l'abbiamo scoperto ieri. Forza Italia ha ricordato alla Schlein le sue radici. Ellie, ascolta il tuo nonno. Nella campagna per il referendum sulla giustizia, Forza Italia chiama in causa il nonno materno del segretario del PD Elly Schlein, senatore del PSI e componente del CLN. In un'intervista a Radio Radicale del 96, Agostino Viviani, allora consigliere del CSM, esprimeva il suo pieno sostegno alla separazione delle carriere e a una riforma del Consiglio Superiore di Magistratura. Ho avuto un PM molto accanito nelle sue tesi e dopo un mese me lo sono ritrovato giudice, ma la mentalità resta quella, diceva Viviani. Interessante.
La riforma sarà il nostro 25 aprile, così ci libereremo dal correntismo, scrive oggi Andrea Mirenda sul quotidiano La Verità. Da oltre 20 anni dentro il CSM decisioni, incarichi, carriere e trasferimenti sono fortemente condizionati dallo strapotere di gruppi organizzati con chiara postura da partito, destra, centro e sinistra giustiziaria. Giustiziario o giudiziaria? Giudiziaria, dice, ok, bene. Sempre sul quotidiano La Verità, tra le mie segnalazioni è quella che molta sinistra è favorevole al sì. Come vi dicevo prima, è il jingle che vi ho appena trasmesso e che vi invio se mi scrivete al 340-6709-659. Magari è stato fatto proprio da qualcuno del PD che vota sì. Pisapia, Ceccanti, Parisi, Calenda, Minniti, io amo Minniti, nel Partito Democratico e non solo fingono di non vedere che tra i loro big c'è chi dice non si vota sul governo Meloni, ma su un tema che condividiamo. Nel gruppo pure Pina Picerno e Roberto Giachetti votano tutti sì, quindi è il caso di alzare il culo nel weekend, domenica e lunedì, cari ascoltatori, prendete e votate tutti. Nuove accuse a Cinturino, omicidio premeditato, solo un riquadrino, ma chiaramente terribile perché purtroppo ci ha deluso anche lui, come il generale, certo. La russa che vedrà i Trevaillon, i Radem, è propaganda e la loro invasione a scuola, bella meditazione quest'oggi con Francesco Borgonovo che oggi ritorna con la sua cittadella, ricordate il martedì e il giovedì alle 13 su questo canale c'è la nuova trasmissione del vice direttore del quotidiano La Verità, Francesco Borgonovo, ore 13, la cittadella. La russa vedrà i Trevaillon, i Dem si incacchiano dicendo è propaganda, ma la storia della scuola è invasa, il PD attacca l'incontro con la famiglia del Bosco è strumentale al referendum, peccato che avverrà dopo il referendum. Ma poi cosa c'entra? Cioè li vuole convincere a votare sì al referendum anche i bambini? Forse i progressisti pretendono l'esclusiva sui minori per educarli, scrive oggi Borgonovo sul quotidiano La Verità, raccontando poi con Patrizia Floderreiter un'altra triste storia, figlio in affido sottratto per errore, coniugi diffamati, la giudice impunita. Facci vedere questi articoli. L'ex presidente del Tribunale dei minori di Venezia, Maria Teresa Rossi, aveva riferito di un procedimento per maltrattamenti inesistente verso i genitori che l'avevano denunciata. Caso archiviato, CSM Immobile. Il programma PD sulle case popolari? Prima gli immigrati e poi gli italiani. L'Emilia-Romagna riduce il criterio degli anni di residenza per l'assegnazione, spianando la strada agli stranieri. Insorge Fratelli d'Italia, davanti all'emergenza servono clausole a garanzia di chi risiede da tempo. Francesca Ronchina, pagina 14, signori, era successo anche nel 2024, ora Bonaccini toglie le case popolari agli emiliani per darle agli immigrati, scriveva La Verità qualche anno fa. Adesso anni di residenza e di attesa per un alloggio popolare? Poco importa. Il migrante del Bangladesh in Italia da qualche anno con moglie e figli a carico ha la precedenza. E a Bologna, dove già un alloggio su 4 è assegnato a stranieri, per i cittadini italiani le case popolari potranno diventare un vero e proprio miraggio. Signori, se ne parla solo e soltanto sul quotidiano La Verità. Altra brutta storia, il marito bigamo, bigamo oltre che islamico, il marito islamico bigamo e col bonus bebè. A Fuori dal coro, l'avete sentita la storia di Luisa? Si unisce a un egiziano normale che si radicalizza però dopo il matrimonio. Quando lei rifiuta di convertirsi, lui va in patria e torna con un'altra moglie e dei bimbi che entrano nello stato di famiglia di lei e scatta il benefit. Mirella Molinaro, ancora sulla Verità, giornalista pedofilo, che non sappiamo chi è, prende corpo l'ipotesi della rete internazionale. Trovate chat in inglese sul cellulare, il caso va a Venezia, oggi interrogatori di garanzia.
e ribadisco ancora nessuna notizia del nome e del cognome del giornalista pedofilo ufficialmente per tutelare la privacy delle sue vittime, però ripeto, inizia ad avere un sapore strano tutto questo silenzio nel caso, perché è un giornalista, mi chiedo io, da bravo giornalista anch'io. Vado sul quotidiano Libero, sinistra in gita a Bruxelles con la macchinina del fango. Il Campo Largo organizza un incontro al Parlamento UE per dire che l'Italia è un inferno, dissenso represso. Fratelli d'Italia dice una vergogna. Naturalmente c'è Trump che dice venite nel Golfo, ma gli alleati dicono no, e poi spunta l'erede universale e un figlio segreto per la Carrà. Oh, nessuno che mi ha detto che fine ha fatto Iapino. Gli hanno dato qualcosa, povero Iapino, e c'è la fondazione, aiutate Iapino. PD e 5 Stelle vanno in Europa con la macchina del fango. In Italia democrazia oggi è in grave pericolo. 3 eurodeputati del Campo Largo organizzano una conferenza a Bruxelles sul rischio autocrazia. Il dissenso è represso, azione vergognosa, dice Fratelli d'Italia. E li teniamo d'occhio questi cosa combinano, perché vogliono semplicemente sputtanare l'Italia in giro per il mondo, lo sappiamo. La flotilla intanto con la CGIL parte verso Cuba. Salis, missione Lampo. Oggi atterrano 2 aerei dall'Italia, a bordo pure i sindacalisti della FIOM. Ilaria tornerà per il referendum e deve votare. Tunisi conferma 7 arresti tra i pro-PAL. Se ne occupa in maniera semiseria Alessandro Gonzato con un bell'articolo quest'oggi sul quotidiano La Verità. Landini minimizza il rogo della foto di Giorgia, sono solo stupidate. Il segretario della CGIL non condanna l'episodio rivendicato dagli antagonisti padovani, anzi accusa il governo, sono loro che avvelenano il clima della campagna referendaria. Fratelli d'Italia e Forza Italia, parole inaccettabili. Quest'oggi sul quotidiano La Verità, l'ultima sparata del sindacalista. Ancora il 16° giorno di guerra, colpita base ONU in Libano, non ci sono italiani feriti, SMS tra Witkoff e Araci, e poi la frase virgolettata Mojtaba è gay, e Donald scoppiò a ridere. Khamenei Junior sarebbe a Mosca a curarsi le ferite dei raid, ma c'è tutta questa storiella che sarebbe un po' messo lì in un angolino perché comunque ha dei gusti sessuali differenti, e sai che in Iran questa cosa è gravissima. Trump cerca soci per riaprire Hormuz, Meloni esclude il coinvolgimento. Un altro paginone a pagina 9 del quotidiano La Verità, ma soprattutto l'intervista, scusami, siamo su Libero, Davide Tabarelli viene intervistato quest'oggi, è il presidente di Nomisma, dice la crisi energetica non è drammatica, Mosca non ci serve, si getta acqua sul fuoco una volta tanto. I mercati non stanno reagendo con panico e la guerra in Ucraina ha temprato l'Europa. Vi sentite più temprati? Io sì. Mi sembra quindi prematuro dire che si deve tornare a comprare metano e greggio con i russi. Lo scrive oggi il quotidiano Libero a pagina 11. La crisi non è per adesso ai livelli del 22, il gas è intorno ai 50 euro, mentre dopo l'invasione russa era oltre 300. Con il governo Meloni la produzione di energia solare è raddoppiata da 22 a 44 miliardi di kilowatt, quindi non mettetevi le mani nei capelli, signori, sempre che ce li abbiate. Sandro Iacometti, quest'oggi a pagina 11 sul Libero. E siamo più felici, Le borse rifiatano, in calo il petrolio nella giornata di ieri, chiusura in territorio positivo per i listini europei. E quante preoccupazioni solo perché avete visto i prezzi della pompa di benzina, quella che c'è sulla Milano Varese nella zona di Lainate, 2,500 euro. Solo l'atomo ha salvato la Francia dal diventare un paese periferico. Bella meditazione con Fabio Dragoni oggi sul Libero a pagina 13. Il PIL cresce meno che in Italia, il debito pubblico esplode e quello privato supera il nostro peggio.
peggio in mani straniere, però hanno le centrali nucleari, vendono energia anche a noi, insomma, sarebbe ora che ci svegliamo con questo atomo? Che ne dite? Tan, ta, ta, ta. Oggi Libero si occupa anche della famiglia nel bosco, ci fa vedere la nuova casa, 2 camere, cucina e bagno, ecco la casa comunale offerta alla famiglia del bosco, proposta in vista di un possibile ricongiungimento. L'abitazione davanti al campo sportivo di Palmoli, già visitata da Nathan, oggi in procura all'Aquila arrivano gli ispettori inviati dal ministro Nordio. Ecco, ed eccola qua la bellissima foto di questa famiglia. Una volta tanto i bambini forse si sono dimenticati, non sono pixellati, e ce n'è una a cavallo, veramente bellissima famiglia. Dove vado, signori? E sto per andarmene, certamente, però c'è anche questa bella notizia particolare, sicuramente. I rapinatori di banche per agire preferiscono il venerdì mattina. Quindi chiudete bene la casa il venerdì, non si sa mai, lo so, entrano lo stesso se vogliono, ma rendiamogli la vita più difficile. I numeri di un crimine quasi fuori moda. Colpi in calo del 36% in Sicilia, l'indice più alto del paese. Malviventi da soli o in coppia. Il giorno più a rischio è il pre-weekend, tra le 9 e le 10 del mattino. Bottino medio 53.000 euro. Cioè, se entrano a casa mia non saprei proprio dove li trovano. Una volta su 2 fallisce. Fatto sta, il venerdì mattina è il giorno preferito. Ma guarda, c'è tutto il grafico, ragazzi, per i ladri, per farli lavorare. E anche qua la Carrà aveva un figlio adottivo, è l'ex segretario erede universale. Attenzione a Genova, lo sapete, quando si parla di gatti io interrompo le trasmissioni. Il gatto apre un rubinetto e allaga casa e magazzino. Recita il detto: quando il padrone non c'è i topi ballano. In questo caso a ballare in assenza del padrone, anzi della padrona, è stato un gatto inconsapevole dei danni, e che danni, che avrebbe provocato. Il felino infatti, rimasto solo in casa per un giorno intero, forse annoiato, forse per protesta, forse perché affamato, non avendo di meglio da fare, si è messo a giocare con un rubinetto. Nemmeno dell'acqua fredda, ma dell'acqua calda, con notevole incremento della bolletta. Quando ieri mattina diversi passanti hanno notato che da un magazzino di materiale edile in via Pinetti del quartiere Quezzi di Genova c'era tanta acqua che finiva la sua corsa in strada senza sosta, è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia, pure un'ambulanza. Una volta entrati nel magazzino adibito a magazzino, magazzino adibito a magazzino, un magazzino è adibito a magazzino, lo scrive Libero, non è chiaro, se no. Per capire la natura di quel fiume improvvisato hanno trovato addirittura il soffitto sfondato a causa dell'incredibile infiltrazione di acqua proveniente dal piano superiore. Una volta su, al primo piano della palazzina, pompieri e agenti hanno trovato l'appartamento completamente allagato e sono risaliti alla sorgente, ovvero un rubinetto del bagno lasciato aperto da interminabili ore. Ad aprire il rubinetto di un vecchio lavandino a manovella giocando sarebbe stato proprio uno dei gatti della casa, che si trova in ottime condizioni insieme al resto degli animali e avrà imparato a nuotare, loro sono capaci, e si può soltanto immaginare la reazione della padrona di casa alla notizia dei danni provocati da uno dei suoi amati gatti. In effetti anche i miei sono capaci di aprire il rubinetto, e i vostri? Fatemelo sapere, 340 6709 659. Intanto rubo ancora un minuto, dai, ma sì, lo rubo. Vado sul quotidiano Il Giornale, l'ira di Trump in centropagina, clima infuocato per il referendum, il nonno di Ellie che avrebbe detto sì, ok, alla separazione delle carriere, ma all'interno si ritorna all'intervista che ha fatto ieri su un giornalone il grande Monti, l'ultimo capriccio di Monti, un no per dispetto a Giorgia. Il senatore a vita si schiera di nuovo dalla parte opposta al centrodestra, ma dice: voterò per tutelare lo Stato di diritto, non contro il governo. Capito, Mihai? Ok. A proposito di petrolio, l'unico quotidiano che ne parla, a pagina 12 del quotidiano Il Giornale, petrolio giù, Salvini convoca le
compagnie. Trump raffredda le quotazioni, Urso tuteleremo le imprese e meno abbienti, e nelle prossime ore Matteo Salvini parlerà con le compagnie. Il vice premier ha annunciato un incontro con le principali compagnie petrolifere convocato per domani. Il conto che stanno pagando famiglie e imprese è troppo alto, gli aumenti soprattutto del diesel sono inaccettabili ed eccessivi, anche considerando il conflitto in corso, ha chiusato Salvini. Noi qui ci fermiamo, grazie a Francesco in regia per la pazienza, ma tranquilli, è una minaccia, è il ritorno anche stamattina. Dove che pensate che vado? Alle 11 di nuovo in onda con voi.